Che bello questo cerottino. È stato il decreto Lorenzin a fissare nuovi obblighi e obiettivi in termini di vaccini. Entrato in vigore nel 2017, i suoi effetti si sono fatti sentire già a partire dall'anno scolastico in corso. 10 le vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori fino a 16 anni fissate per legge: polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, emofilo di tipo B, morbillo, parotite, rosolia e varicella. Il provvedimento mira a raggiungere la cosiddetta immunità di gregge, e cioè un livello di copertura che permetta di proteggere indirettamente anche chi, per motivi di salute, non può essere vaccinato. Un dato da verificare anche attraverso l'introduzione dell'anagrafe vaccinale nazionale, un registro utile proprio a verificare la situazione in ogni regione. In alcune, come il Veneto, si pensava a una sospensiva per posticipare gli obblighi, ma i ricorsi sono stati respinti dalla Corte Costituzionale. Tra code alle ASL e lettere di richiamo inviate da diversi comuni, bambini e ragazzi iscritti a scuola hanno dovuto quindi presentare la documentazione necessaria che attestasse l'avvenuta vaccinazione. Pena il rischio di rimanere fuori dalle aule per i bimbi 6 anni e l'inserimento in un percorso di recupero per gli studenti più grandi e per le loro famiglie. Non solo, in caso di inadempienza, i genitori rischiano di dover pagare multe fino a 500 euro, mentre è esonerato dall'obbligo chi già immunizzato a seguito di malattia naturale o chi, per specifiche condizioni cliniche, non può vaccinarsi.